L'Anfas apre in città. Da oggi l'associazione sarà presente in un locale di Via La Marmora a Rapallo. Per gli ospiti un'occasione di incontro con la gente, un passo verso l'autodeterminazione e un'occasione di visibilità. Sino ad oggi l'Anfas era raggiungibile soltanto nelle strutture di Villa Gimelli e San Michele di Pagana, ora spalanca la sua porta sulla strada. Alcune mattine alla settimana, poi speriamo tutte, alcune delle nostre persone con disabilità verranno a fare delle attività insieme agli educatori, agli assistenti e nello stesso tempo presenteranno i loro prodotti alla cittadinanza, a chi passa di qua, a chi vuole vederli, eventualmente acquistarli. Ma c'è un altro fatto importante culturale, che noi qua diventiamo un punto di riferimento per farci conoscere, per far conoscere la disabilità, perché i nostri ragazzi conoscano la città e pertanto non sarà solo un discorso di un negozietto o di un laboratorio, ma deve diventare un point, come lo chiamiamo, un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, che può chiedere informazioni, può riceverne, ecco, può consultare volumi e libri che noi abbiamo sulle nostre attività. Questa mattina l'inaugurazione del locale che l'Anfas ha ottenuto vincendo un bando. Ci siamo resi conto che anche ai nostri ragazzi piace fare questi lavori qua e diventare parte attiva della società per loro è molto importante. Quindi abbiamo qualche anno fa presentato questo progetto, l'idea di trovare uno spazio in cui portare proprio gli oggetti che quotidianamente i nostri ragazzi realizzano nei nostri laboratori. Penso che possa venire veramente un bel lavoro, che i nostri ragazzi si sentano partecipi della vita della città.